Amici di Bella Sicilia, e oggi stiamo per assistere a un momento molto particolare, una rievocazione che si svolge in un borgo delle Madonie. Siamo a Petralia Sottana e tra poco assisteremo a qualcosa di veramente speciale. Guardate, sta per entrare il gruppo che sarà protagonista di una benedizione che assisteremo dal vivo. Intanto scrivete nei commenti da dove siete collegati. Andiamo qui, abbiamo l'assessore. Salve assessore! Allora, siamo in compagnia dell'assessore di Petralia Sottana. Sì. Il suo nome? Loredana Sabatino. Stiamo per assistere tra poco a qualcosa di speciale. Sì, esatto. Qui praticamente si rievoca il corteo nuziale, quindi gli sposi arriveranno all'altare principale, ci sarà una benedizione e dopodiché la cordella riuscirà per recarsi al campo dove appunto si svolgerà il ballo pantomimo della cordella. Stiamo proprio per vedere quasi tra poco l'entrata della cordella. Esatto, la cordella quindi simbolo ovviamente di tutta la manifestazione con gli sposi e il corteo. Qui abbiamo il signor Murgio. Lei è il presidente della Proloco. Benissimo, allora tra poco poi ci racconterà cosa vedremo oggi in questa giornata, perché stiamo vedendo proprio l'ingresso della cordella. Quindi ci sarà poi la benedizione. Sì, Bene. più tardi. Bene, grazie. Allora noi siamo ancora in live con Bella Sicilia, guardate qui è tutto pronto. Scrivete nei commenti da dove ci state seguendo, guardate che colori, guardate che spettacolo qui all'interno di questa chiesa nella piazza centrale di Petralia Sottana, e stiamo assistendo proprio all'ingresso della cordella. E stanno arrivando anche gli sposi che riceveranno poi la benedizione. Continuate a scrivere amici da dove siete collegati e fateci sapere anche se conoscete le Madonie, conoscete questo borgo. Bellissima rievocazione, più tardi ci sarà poi anche il ballo della cordella, non so se avete avuto modo di vedere qualche volta. Sì. Vedete questo? No, Gesù Cristo sbaglia.
Allora amici, siamo ancora collegati da Petralia Sottana. Tra poco assisteremo alla benedizione degli sposi, una rievocazione che si tiene qui in questo borgo delle Madonie. Scriveteci da dove ci state seguendo. Ci saluta Antonella da Taormina, poi dalla Campania, Cilento Mariangela, ciao Carmela da Messina, dalla provincia di Napoli Angelo, dalla California Gio, ciao. Da Catania, Josephine dall'America, ciao Mariangela. Avete assistito alla benedizione degli sposi in questa giornata che prevede una rievocazione anche del ballo, dell'antico ballo dei contadini, il ballo della cordella, che vediamo proprio lì. Mentre si balla verranno intrecciati tutti quelle funi che vediamo, quei nastri colorati. Allora, siamo nelle Madonie, abbiamo visto poco fa in un altro video un altro bellissimo borgo da scoprire qui nelle Madonie, Petralia Soprana, uno dei comuni del circuito Bella Sicilia, insieme a Gangi e a Geraci Siculo, qui nelle Madonie. E adesso ci troviamo a Petralia Sottana per assistere a questa rievocazione. Abbiamo visto la benedizione degli sposi e più tardi ci sarà il ballo della cordella. Ciao Ingrid, grazie Angelo. Eccola qui la cordella, vedete? Sarà intrecciata ballando, vi mostreremo come più tardi.
Ed ecco che gli sposi, dopo la benedizione, lasciano l'altare. Bellissima rievocazione qui a Petralia Sottana. Tra poco usciremo anche all'esterno e vi mostreremo questa piazza. Allora, intanto vi mandiamo ancora un caro saluto. Vediamo di raggiungere l'esterno, restate con noi, continuate a scriverci da dove ci state seguendo. Stiamo per raggiungere l'uscita per mostrarvi anche la piazza di questo bellissimo borgo delle Madonie, un territorio molto curato, quello delle Madonie, con tanti borghi che meritano di essere visitati tutto l'anno. Ciao Amelia, ciao Franco da Mantovana. Vi invitiamo anche a segnalarci gli eventi più interessanti, vediamo magari anche a farci contattare dagli organizzatori, perché ci piace raccontare la nostra bella Sicilia e quindi vogliamo raccontarvi sempre belle iniziative come questa. Sì, il ballo lo mostreremo più tardi, perché adesso tutto il gruppo si sposterà al campo sportivo di Petralia Sottana e là ci sarà il ballo della cordella che vi mostreremo, speriamo anche in live, quindi restate collegati magari più tardi in pagina. Stiamo cercando di raggiungere l'uscita. Fratello, non lo so se non mi spiegate perché siccome tutti geni hanno tutte teorie. Prego. Ci siamo, ecco, abbiamo raggiunto l'uscita e adesso vi mostriamo anche questa bellissima piazza. Guardate. Allora amici, questa è la Sicilia che vi raccontiamo, che ci piace raccontare. Guardate. Che bella rievocazione. Ed ecco che arriva il gruppo. Assessore, allora abbiamo visto dal vivo la benedizione. Sì, esatto. Adesso il corteo procederà per le strade del paese che portano al campo sportivo, dove effettivamente si svolgerà il ballo pantomimo della cordella. Bene, qui siamo nella piazza centrale, una delle piazze. Questa è la piazza Umberto I, dove appunto insiste la nostra chiesa madre, ed è il centro cittadino. Bene, ci vediamo più tardi allora, assessore. Lei è una delle damigelle? No, sono la suocera. Ah, la suocera! Vestita rigorosamente in nero. Perché mio figlio va via di casa. Sì, questo è il significato. Grazie. Michele. Michele. Ecco, stiamo assistendo alla partenza, quindi questa è la chiesa madre di Petralia Sottana, guardate che bello. Stiamo per assistere alla partenza del corteo. Andiamo Leano! Andiamo!
E qui il gruppo della Cordella, che tra poco danzerà con questo antico ballo che continua a vivere qui in questo borgo delle Madonie. Come viene? Quale chiede? Ci bloccano sempre Ecco gli sposi a cavallo dopo la benedizione. Guarda che c'è la possibilità. Avanti perché non l'hanno riesce a fermare. Li stavo facendo passare a tutti, così vedono la parola che Cristiano non la far passare. Allora amici, stiamo raccontando questa rievocazione da Petrelia Sottana. Scrivete nei commenti da dove ci state seguendo. Siamo pronti per la partenza. Nino, dice di C'era la cena, Regnari, cominciate a salire per favore. Forza. Forza amica, venite. Dovete andare a vedere il ballo. Stringi, Manolo, stringi. Andiamo. Mi strancino. Non a ballare a te. Casate, non è Il matrimonio come una volta, con la grande festa, poi il ballo conclusivo, il ballo della Cordella, che avremo modo di assistere più tardi sempre su Bella Sicilia Onda TV. Stai tranquillo. Allora, abbiamo visto la partenza delle damigelle con il cavallo e poi anche della suocera vestita in nero, così come si utilizzava una volta. Quindi una rievocazione. Vi mostriamo ancora la piazza e la bellissima chiesa madre di Petrelia Sottana, guardate che bello, e poi raggiungeremo il gruppo per assistere al ballo della Cordella. Allora, salutiamo tutti gli amici collegati: Rosalia, Lucia, Daniele, Maria. Noi siamo in questo borgo delle Madonie per assistere a questa rievocazione che si svolge ogni anno, se non sbaglio, la prima domenica dopo Ferragosto. Allora, vi mandiamo un caro saluto, un abbraccio da Petrelia Sottana. Poi condividete il video, continuate a scrivere nei commenti da dove ci state seguendo. Lasciate anche un like se vi fa piacere, se vi è piaciuto il video, e mi raccomando, ecco, condividetelo per far conoscere le nostre tradizioni, la nostra cultura anche ai vostri amici.
Vediamo se riusciamo ancora a raggiungere gli sposi e le damigelle a cavallo. Forse dovrebbe essere ancora qui nelle vicinanze. Si sono scambiati anche il bacio, così come avviene dopo il matrimonio. Ecco, allora, una bella giornata quindi qui in questo borgo siciliano. Guardate che bella la torre. Allora, questo è il centro di Petralia Sottana, uno dei borghi delle Madonie che vi invitiamo a scoprire assieme agli altri borghi che fanno parte poi del circuito Bella Sicilia, come Gangi, Geraci Siculo e poi Petralia Soprana. E abbiamo mostrato proprio pochi minuti fa un video, una live dal cuore di Petralia Soprana, quindi andate poi più tardi in pagina a vedere il video. Ed eccolo lì, le damigelle e gli sposi ancora a cavallo. Guardate qua che c'è il vento naturale. Ferma. Vabbè. Onda TV. Allora, presto un servizio anche con le interviste su Onda TV, canale 75 in Sicilia. Ciao Rosario da Matera. Allora, il gruppo raggiungerà adesso il campo sportivo. Lo faremo anche noi, però con la nostra auto di servizio, eccola lì, e poi magari torneremo a collegarci con altre live, con altri video, sempre su Bella Sicilia, Onda TV, Vivo in Sicilia. Quindi amici, restate collegati con noi per raccontarvi questa giornata speciale qui a Petralia Sottana, nelle Madonie. Ciao a Mimma, ciao a Graziella, ciao a Franca da New York, ciao a Pierre, un abbraccio a tutti e allora a tra poco con altri video. Andate a vedere intanto la live eseguita poco fa, realizzata poco fa da Petralia Soprana, un altro borgo delle Madonie, poco distante, come immaginate, da Petralia Sottana, dove ci troviamo in questo momento. Ciao ciao!